approvato oggi in prima commissione un'importante delibera proposta dalla Giunta regionale con cui si va ad allungare ed approvare nuovi strumenti per promuovere il referendum per l'autonomia del 22 ottobre. Con questa delibera andremo a utilizzare mezzi di comunicazione innovativi perché l'obiettivo principale è quello di far conoscere a tutti i veneti questo importante appuntamento. Quindi credo sia un appuntamento dove non possiamo mancare per dire la nostra sul futuro del Veneto. Aumenta il budget per la comunicazione collegata al referendum del 22 ottobre, da 500.000 euro adesso se ne stanziano 1.200.000. Viene modificata la delibera appunto di qualche settimana fa e ci chiediamo appunto perché non fosse possibile prevedere il tutto qualche settimana fa. In realtà sono state introdotte in questa delibera delle modalità comunicative anche un po' imbarazzanti, nella newsletter, nella carta intestata, nella firma del dirigente bisogna apporre anche il banner contenente la data, il 22 ottobre, con la informazione del quesito. E poi si utilizzano tutti i siti istituzionali, comprese quelle delle ULS. Mi sembra inappropriata questa cosa perché io vado nel sito dell'ULS per un bisogno di salute. Si punta molto sulla comunicazione evitando di parlare sul merito, ovvero come l'autonomia va effettivamente praticata.